Ed eccoci a parlare con lo SPI CGIL come vi avevo preannunciato e in particolar modo puntiamo l'accento ancora una volta per sensibilizzarvi sulla manifestazione del 7 ottobre, la Via Maestra, una manifestazione che non è solo del sindacato ma anche di tante associazioni, di tutta la cittadinanza, un modo per cercare di cogliere alcuni aspetti salienti, alcune problematiche urgenti e portarle all'attenzione di chi governa per trovare delle possibili soluzioni che allevino la vita di tutti i giorni di noi cittadini. Allora parliamo quindi non solo di pensionati, parliamo anche di lavoratori, parliamo di persone anziane, parliamo di tante persone che si trovano in situazioni di fragilità per una ragione o per l'altra. Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPI CGIL di Rovigo, ben ritrovata. Grazie, saluto lei e grazie. Allora, una saluto anche tutti manifestazione. coloro che ci seguono da casa. E Grazie. per noi è un'occasione, diciamo, formidabile per lo SPI CGIL di Rovigo, attraverso questo spazio televisivo, anche poter condividere le ragioni che già lei elencava. Insomma, noi saremo in piazza sabato prossimo, sabato 7 ottobre, piazza San Giovanni a Roma. E come lei ricordava, la nostra manifestazione ha un titolo molto importante, la Via Maestra insieme per la Costituzione. E il volantino disegna molto bene, anche in maniera stilizzata, questa strada a tappe dove noi affrontiamo tutti i vari temi, dai diritti all'istruzione, salari, ambiente, democrazia, salute, pace, lavoro, pensioni, quindi temi molto importanti. E questo appello che la CGIL lo ha sottoscritto assieme a altre 100 associazioni di volontariato e culturali che hanno aderito all'appello stesso, proprio per dare delle risposte concrete alle persone che ne hanno molto bisogno. E altrettante associazioni non sono promotrici ma hanno aderito a questo appello ed è molto importante. La nostra mobilitazione parte da lontano, parte non solo quest'anno, il 2023 ci ha visto protagonisti, ma anche il 2022 e ricordiamo l'ultima grande manifestazione che abbiamo fatto sempre sulla Via Maestra, quindi con un tema e un diritto costituzionale, è stata il 24 di giugno, dove abbiamo manifestato a favore della sanità pubblica e universale, a difesa della sanità pubblica universale, ma anche sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema molto attuale e devo dire drammatico. Questa mobilitazione ha bisogno che tutti noi siamo impegnati, ma soprattutto che ci confrontiamo con le tante persone e lo abbiamo fatto soprattutto in questo ultimo mese. La CGIL ha aperto, per così dire, una consultazione straordinaria nei luoghi di lavoro ma anche territoriali e noi come SPI lo abbiamo fatto affiancati appunto dalle associazioni di volontariato e culturali con le quali abbiamo stretto un forte legame e anche un forte lavoro insieme, soprattutto dopo la pandemia. Come SPI CGIL abbiamo fatto circa nel mese di settembre 25 assemblee sul nostro territorio e altrettante le faremo in questo mese, nel mese di ottobre, perché non è finita la nostra mobilitazione, quindi toccheremo un po' tutti i paesi, tutti i comuni del territorio polesano. L'arricchimento è quello appunto di essere affiancate dalle associazioni di volontariato e culturale. Questo è molto importante perché assieme a loro affrontiamo dal punto di vista, diciamo da degli osservatori diversi, diciamo dei tratti comuni, dei temi comuni e vogliamo anche far sentire protagoniste le persone che partecipano, diciamo, alle nostre assemblee, cercando insieme, uniti, anche di cambiare questo paese e di sviluppare anche un nuovo modello di società. Il faro, per così dire, della nostra via maestra è appunto la Costituzione, i diritti costituzionali, i valori, questo è molto importante. E trattano sicuramente la situazione che noi viviamo, le diseguaglianze, i privilegi, la guerra di cui si parla sempre molto poco, o meglio si parla di guerra ma non si parla di pace, il degrado anche dell'ambiente.
e a maggior ragione in un contesto nel quale viviamo, dove aumenta la povertà, dove ci sono sofferenze sociali sempre più presenti, dove l'inflazione anche morde i redditi delle persone, sia lavoratori che pensionati. Noi abbiamo fatto delle assemblee molto partecipate e devo dire che anche sabato partiremo per quanto riguarda lo CGIL di Rovigo con 2 pullman pieni. Tra l'altro abbiamo dovuto cambiare anche i pullman perché le richieste erano diverse, erano tante, quindi avremo 2 pullman da 60 posti ciascuno, quindi vuol dire 120 persone e una trentina di persone che invece vanno in treno, quindi 150 persone che parteciperanno sabato in piazza, ma ne avremo diverse, ci stanno ancora telefonando. Purtroppo non riusciamo a trovare i mezzi, non troviamo più corriere perché evidentemente in Veneto la partecipazione, e mi auguro che non sia solo per il Veneto, sarà molto presente, insomma, sono sentiti questi temi. Nella consultazione straordinaria noi facciamo anche votare le persone, sia iscritte che non iscritte, quindi ecco, questo è un valore in più, e non solo. Il voto ha un duplice aspetto perché chiediamo alle persone non solo se siano d'accordo sui temi che noi trattiamo, ma anche le proposte che la CGIL fa, ma chiediamo anche di integrarle magari con loro idee, con loro proposte, ma anche con delle critiche. E poi l'altro aspetto del voto è anche circa il percorso, quindi se il percorso di mobilitazione è, per così dire, quello corretto. La risposta devo dire che è molto positiva, anche se le persone, soprattutto i pensionati e le pensionate, sono le persone che io incontro abitualmente, sono abbastanza disilluse da una situazione di criticità che continua da poco tempo e soprattutto di diseguaglianza ormai in tutti i settori, non sono più solo diseguaglianze economiche, ma nella nostra provincia vediamo molto presenti le diseguaglianze purtroppo territoriali, anche generazionali, anche di genere e anche culturali, per cui insomma del lavoro da fare assieme ce n'è parecchio, quindi un pezzo di strada questo settembre l'abbiamo svolto, ad ottobre svolgeremo insomma altre assemblee. Ecco, l'ultima nota che vorrei dare rispetto alla partecipazione, probabilmente vede tante persone coinvolte perché noi l'estate, per così dire, l'abbiamo anche utilizzata per incontrare le persone anche in contesti informali, sempre assieme alle associazioni e soprattutto cercando anche di valorizzare giovani ragazzi e ragazze del nostro territorio che militano anche in queste associazioni e non solo, pensiamo anche alle studentesse e agli studenti, facendo anche delle iniziative ad hoc. Per cui insomma l'estate è stata, per così dire, anche utilizzata anche proprio per maggiormente far partecipare le persone, per far capire quali pericoli ci sono in campo e quali iniziative, soprattutto con la partecipazione attiva, noi possiamo anche insieme provare a cambiare il destino di questo Paese. Prima tematica che, cioè prima, ce ne sono tante prime, in realtà che è una tematica che sta particolarmente a cuore, è quella che riguarda le pensioni, visto che parliamo di pensionati. Vediamo un attimo il brevissimo video introduttivo e poi discutiamo di questo. Eccoci qua. Allora, innanzitutto ci sono diversi capitoli importanti, tra cui la difesa del potere d'acquisto, ovvero che cosa? Sì, allora quando noi parliamo di pensioni o di previdenza dobbiamo, diciamo, distinguere, perlomeno rispetto anche al volantino che poi possiamo vedere e trovare con tutte le proposte che la CGIL fa, 2 macro aree, chiamiamole così, i pensionati
e i futuri pensionandi. Per i pensionati lo SPCGL e la CGL chiedono che cosa? Appunto di garantire la piena tutela del potere d'acquisto delle pensioni. C'è anche uno slogan coniato già l'anno scorso: basta fare cassa sulle pensioni, soprattutto basta utilizzare i pensionati come bancomat. Questo perché? Perché ce lo ricorderemo, l'anno scorso noi avevamo conquistato con diverse battaglie, diciamo, avevamo riconquistato, per così dire, il potere d'acquisto la rivalutazione sulle pensioni, che ormai da tantissimi anni era stata bloccata ancora dalla legge Monti-Fornero. E questa è stata una conquista del sindacato fatto con il governo Draghi. Poi, appena insediato il governo Meloni, invece si è deciso di cambiare, diciamo, quanto era già stato stabilito dal governo Draghi, ovvero le pensioni che superano 4 volte il minimo, quindi parliamo di pensioni lorde, quindi non nette, di 2.100 euro, non hanno più visto la rivalutazione che era così tanto attesa, insomma, come era stato concordato e portato a casa dal sindacato con il governo Draghi. Di fatto quindi si è disattesa quella che possiamo dire il contratto nazionale, come un contratto nazionale dei pensionati con lo Stato, e le persone quindi non hanno visto rivalutare la propria pensione. Parliamo di pensionati e pensionate che hanno lavorato una vita, perché chi ha una pensione lorda di 2.100 euro vuol dire che se l'è guadagnata, ha versato tanti contributi, ha lavorato 40 anni, prima erano i 35, adesso sono magari i 40, 41, 42, magari frutto anche di sacrifici, di persone che hanno lavorato magari a turni, piuttosto che oggi vediamo magari infermieri, impiegati, insegnanti, eccetera. Non di certo persone ricche. Quindi noi chiediamo la piena rivalutazione di tutte le pensioni, e questo è molto importante. L'altra richiesta che facciamo sempre per i pensionati riguarda l'allargamento della platea di coloro che ricevono la 14ª mensilità. Non solo l'allargamento, ma anche l'ampliamento, diciamo, dell'importo della 14ª. Questi sono i 2 punti, diciamo, essenziali che noi chiediamo per i pensionati di oggi. Certo. Poi invece, parlando di pensioni del domani, quindi di pensionandi futuri, di persone che devono andare ancora in pensione, le richieste, per così dire, sono sempre le stesse, mi verrebbe da dire, fanno parte anche di una piattaforma unitaria dove è da tempo che noi ci battiamo. E la prima sicuramente è il superamento della legge Monti-Fornero. In campagna elettorale questo governo ha battuto molto su questo, dicendo che sarebbe stata abolita, ma vediamo che nei fatti dopo un anno non solo non è abolita, ma non se ne parla neanche più. Quindi ecco, noi riprendiamo quanto è scritto nelle nostre piattaforme, chiediamo che venga superata e quindi che venga data la possibilità alle persone di andare in pensione con una certa flessibilità, quindi in uscita, quindi a 62 anni di età, oppure con 41 anni di contributi naturalmente pieni, senza guardare l'età anagrafica. Poi vi è la pensione contributiva di garanzia per i giovani, ma giovani, precari e discontinui. Questa è frutto purtroppo del nostro mondo lavorativo che conosciamo oggi, molto precario, molto discontinuo, mal pagato, che rischia un domani di creare nuovi pensionati poveri. La pensione, il trattamento minimo che noi oggi conosciamo, che è pagato con il sistema retributivo, domani, possiamo dire già oggi, non ci sarà più, perché noi stiamo passando da un sistema pensionistico retributivo a un sistema pensionistico contributivo. Quindi domani vorrà dire che io prenderò una pensione in base ai contributi che ho versato. Naturalmente, avendo dei lavori così precari, discontinui e mal pagati, difficilmente avrò una pensione dignitosa, ed è per questo che noi chiediamo di avere una pensione di garanzia che corrisponde più o meno, possiamo dire ad oggi, ad un trattamento minimo oggi in vigore per le pensioni invece retributive, altrimenti rischieremo di trovare dei pensionati oggi lavoratori poveri, domani pensionati altrettanto poveri. L'altro punto molto importante per noi è il riconoscimento del lavoro di cura. Quindi riconoscere il lavoro di cura, soprattutto sappiamo delle donne,
che spesso nella loro vita così contributiva e lavorativa magari rinunciano a lavorare in full time, quindi tempo pieno, per passare a un part time perché devono magari prendersi cura dei loro bambini, magari oppure anche di nipoti se sono donne più adulte o di anziani, magari genitori, suoceri, figli, fratelli che magari sono in casa e hanno bisogno di cure. Addirittura tante donne, dopo essere passate al part-time, addirittura si dimettono, quindi questo significa avere poi, diciamo, un non reddito in famiglia, non c'è più quel reddito che magari la donna portava a casa con il proprio lavoro, ma significa poi avere anche una pensione più povera un domani. E quindi ecco, si chiede per questo il riconoscimento del lavoro di cura, dei contributi figurativi, ma che siano Certo. validi appunto per il pensionamento. Altro capitolo importante, vediamo insieme anche la sigla introduttiva, è la sanità. Nicoletta Biancardi, ci sono dei temi che stanno particolarmente a cuore, quindi una sanità che sia pubblica e per tutti quello è fondamentale, dopo il resto si può anche coniugare e ovviamente viene da sé. Quindi Sicuramente va finanziato il Servizio Sanitario Pubblico Nazionale e vanno destinate più risorse. Questo governo invece di aumentare le risorse le taglia, infatti difendere e rilanciare il sistema sanitario pubblico universale vuol dire mettere risorse nel fondo. Noi come CGIL diciamo almeno destinare 5 miliardi aggiuntivi all'anno per 10 anni per garantire tutto, a partire dalla prevenzione, dalle cure, dall'assistenza, dal rilancio, ma anche dalle politiche diciamo di assunzione del personale pubblico, perché stiamo andando verso una sanità ormai privatizzata e questo noi non lo vogliamo. Oltre alla rete ospedaliera che va ampliata, anche l'assistenza territoriale è importante. L'abbiamo visto con la pandemia. L'unico momento in cui si è investito è stato il periodo della pandemia, ma noi veniamo da 15 anni in cui si tagliano le risorse sul sistema sanitario nazionale e questo non si può più fare perché la gente non riesce a curarsi, le liste d'attesa sono sempre più lunghe, le persone quindi o rinunciano a curarsi o chi ha ancora qualche risorsa per forza deve andare diciamo nel privato. Quindi il sistema sanitario nazionale deve essere difeso, io dico con le unghie e anche con i denti. Poi c'è tutta la parte che riguarda anche diciamo le RSA, le case di riposo come comunemente noi chiamiamo, anche queste vanno non solo potenziate ma riorganizzate. Vi è una serie di risorse che possono arrivare anche dal PNRR che vanno utilizzate, queste devono diventare centri di servizio importanti per legare anche diciamo le persone che si trovano a casa in condizioni di non autosufficienza rispetto a ricevere anche servizi da queste strutture che possono essere assolutamente ammodernate, quindi anche questo è molto importante e si lega anche con la legge sulla non autosufficienza che è stata anche questa conquistata diciamo l'anno scorso dopo tante battaglie e tante manifestazioni con il governo Draghi, è stata approvata dal governo Meloni, però ad oggi noi non vediamo i decreti attuativi e soprattutto non vediamo risorse, quindi aspettiamo nella prossima legge di stabilità, la legge di bilancio, se effettivamente il governo Meloni vorrà mettere delle risorse importanti per dare le risposte a almeno 4 milioni di persone che sono a casa, che aspettano di avere dei servizi, che non sono solo
diciamo, il pagamento di pensioni assistenziali, quindi risorse economiche, ma servono invece servizi sul territorio, perché le persone hanno bisogno di essere curate anche nelle proprie case, anche al proprio domicilio, di Assolutamente. umanizzare quello che è tutta la filiera, diciamo, del sociosanitario. Ecco, questo mi sento di dire che è molto importante. Ricordiamo anche, non l'ultima cosa, ma un'altra cosa altrettanto fondamentale, che per un servizio sanitario nazionale efficiente serve, diciamo, serve aumentare anche il personale presente non solo negli ospedali, ma in tutta la filiera sociosanitaria. Quindi bisogna fare delle assunzioni e noi adesso corriamo anche il pericolo di perdere quei professionisti che sono medici, infermieri, OS, che oggi operano nel sistema pubblico, che per le condizioni economiche e anche di lavoro scappano nel privato. Quindi c'è un duplice aspetto, insomma, anche su questo bisogna investire molto, servono risorse naturalmente. Ultimo ma non da ultimo, l'ultimo che andiamo ad analizzare nel poco tempo che ci resta è invece la questione del fisco, vediamo il riassunto. E quindi in pochi minuti cosa possiamo dire del E fisco? quindi in pochi minuti possiamo dire la piaga dell'evasione fiscale, io aggiungo anche contributiva, deve essere combattuta, deve essere il primo punto e noi lo possiamo fare perché c'è la tecnologia che ci aiuta e quindi l'incrocio delle banche dati può abbattere decisamente quella che è la piaga dell'evasione fiscale, ma anche le sanatorie condoni che questo governo invece di eliminare e contrastare ha alimentato. Lo stesso vale per la tassazione degli extra profitti e le grandi ricchezze, devono essere tassati e tassati di più, perché lavoratori dipendenti e pensionati pagano delle aliquote molto più elevate rispetto a quello che viene invece trattenuto agli extra profitti e alle grandi ricchezze. Naturalmente lo dice la nostra Costituzione, all'articolo 53, promuovere un fisco equo e progressivo. Oggi lavoratori dipendenti e pensionati pagano il 90% dell'IRPEF nazionale e con quel 90% di IRPEF nazionale si sostiene il welfare, lo Stato sociale, che va a favore di tutti. Non siamo d'accordo assolutamente sulla flat tax, la tassa piatta che è stata fatta, e non siamo d'accordo nemmeno sulla riduzione delle aliquote fiscali che propone, diciamo, il governo Meloni. Vogliamo che sia un fisco equo e progressivo, come dice la Costituzione, ripeto l'articolo 53, e anche per questo manifestiamo. Ed è giusto che tutti contribuiscano in base alle proprie possibilità e ai propri redditi al pagamento delle tasse, quindi all'istituzione poi dello Stato sociale di cui tutti noi abbiamo bisogno, la Certo. scuola, la sanità, le infrastrutture, i trasporti, Insomma, la tutto quello che sicurezza. ci serve per vivere. Benissimo, Esatto. grazie Nicoletta Biancardi. Ricordiamo la manifestazione quindi del 7 ottobre a Roma. Mettetevi a contatto con tutte le sedi della CGIL, anche dello SPCGIL, per vedere se c'è la possibilità di unirsi alle comitive che sono già organizzate. È importante essere presenti. Con il sindacato ci saranno anche, visto, un centinaio di associazioni civili. E naturalmente ringraziamo lo SPCGIL di averci semplificato il più possibile quelli che saranno i temi, ma sono tanti i temi che sono al centro dell'attenzione, che devono essere anche affrontati e naturalmente risolti in qualche modo. La ringraziamo di essere stata qui con noi. A voi Grazie a voi. telespettatori invece lascio alla pubblicità, perché poi riprendono le nostre interviste. A dopo.